Possono tirare un respiro di sollievo gli oltre 3.000 lavoratori della sanità veneta che avevano superato il concorso indetto da Azienda Zero. Il TAR ha rigettato il ricorso presentato da 11 candidati che non avevano superato le prove e che avevano messo in dubbio il concorso per presunte irregolarità. Sentenza arrivata e pubblicata, le assunzioni per gli operatori sociosanitari sono valide, così come ovviamente il maxi concorso. Per quanto riguarda l'US 2 sono più di 1.000 i candidati nella graduatoria e oggi questi hanno la certezza che quella graduatoria è valida e soprattutto quelli che sono già stati assunti, che sono circa 135, hanno la certezza che quell'assunzione è un'assunzione assolutamente legittima. Se il ricorso invece fosse stato accettato, i lavoratori assunti avrebbero perso il lavoro senza possibilità di ammortizzatori sociali. Soddisfazione quando la notizia della sentenza ha cominciato a girare anche sui social. C'era sicuramente molta attesa, tant'è che ieri, soprattutto attraverso i social, non appena la notizia è stata diffusa, ci sono state tante manifestazioni di, in qualche maniera, felicità da parte di tutti quei lavoratori che finalmente avevano avuto una grande opportunità. Ora, spiega Zuliane, confidiamo che a seguito di questa notizia riprendano in maniera rapida le procedure di assunzioni che in molti casi hanno subito un rallentamento determinato dalla pendenza di ricorso sul concorso.